Assaggiamo al pubblico un urlo. Olè! Forte, un urlo. Bravo cavaliere! Tra poco Viene meglio l'angolatura. pioverà. No! Il governo ci riderà l'IMU. Neanche per sogno. Neanche per sogno. Real, ci siamo? Ci siamo? Signore e signori, ha inizio il torneo di Camelot. Go! Dame e signori, cavalieri, benvenuti alla corte di Camelot! Un applauso! Un applauso! Bene, state comodi! Non c'è bisogno di gridare a gran voce, perché lo farete presto! E avete sentito? Griderete a gran voce presto, non appena io vi presenterò la regina di Camelot! Colei che non manca mai di assistere a questi pieni eventi! Colei che oggi sostituirà il nostro re perché è in battaglia con i suoi cavalieri. Lei è la più amata, la più bella, l'unica in grado di mettere in ginocchio re Artù. Lei è la regina Ginevra! Sua Eccellenza! Geoffrey! Ditene! Voi avete il dovere di informarvi Ma io- sulla mia venuta o meno. Io ho avuto notizie. Voi credevate che io, Re Artù, il re della grande piccola Bretagna, colui che ha estratto la spada dall'incudine sopra la roccia, avrei potuto mancare a questo incredibile evento? Io ho ricevuto informazioni sbagliate e quindi E quindi? ho invitato Merlino col cavaliere più temibile di tutto il reame. Oddio, proprio lui, Merlino, colui che crede di avermi dato il potere che io invece mi sono guadagnato con la mia forza. Lui Merlino, vieni al cospetto del tuo re. Non mi scudisciate, sire! Non mi scudisciate! Avanti, rialzatevi, Geoffrey. Grazie, mio sire. Rialzatevi. Grazie. Nobili uomini, nobili dame, che siate cavalieri, Volete venire in braccio? boia, principesse o cortigiane, e perché no, anche streghe o maghi. Oggi, per questi festeggiamenti gioiosi, voi siete universalmente favoriti nell'ottenere il piacere e l'onore di partecipare al torneo di Camelot, da me fortemente voluto. E desidero omaggiare voi, il mio popolo, ad assistere alla finalissima del torneo. Sono sfidati molti uomini nei giorni passati ed alcuni sono stati glorificati più di altri. Ci sono stati vincitori e vinti. Ma oggi noi vi presenteremo i migliori, due cavalieri che si sfideranno per ottenere l'onere di combattere in prova d'arme il peggiore di tutti, il terribile e il temibile Mordred. Avanti Geoffrey, parla! Bene, mio re, mia regina e voi, popolo di Camelot, è giunto il momento di introdurvi il primo cavaliere che avrà l'onore di combattere quest'oggi. Lui è un uomo retto, fermo, senza macchia e senza paura. La sua spada ha combattuto innumerevoli battaglie e mai ne ha persi. Lui potrebbe essere il guardiaspalle di nostro Signore Gesù Cristo. Diamo un caloroso applauso a Sir Percival il Gallese! Viva al re! Sir Percival il Gallese!
tu! Ippi! Urrà! Ippi! Ieri voglio sentire la vostra voce! Va bene, Ser Parzival. Hai onorato a dovere i tuoi cavalieri della tavola rotonda, giungendo alla finale del torneo. Ed io ti chiedo a gran voce di portare a termine la tua missione, glorificando Camelot. Qualcuno ha forse dubbi sul trionfo di quest'uomo? Lui si batterà con onore, senza temere nessuno. E quando dico nessuno, intendo neanche il più temibile dei cavalieri, seppur invitato dal grande stregone Merlino. Ebbene, popolo di Camelot, e voi, Ser Percival, siete pronti ad accogliere con un clamoroso applauso il secondo sfidante? Lui è uno straniero, proviene dalle lontane Indie e si agghinda sempre con una tunica molto elegante che lui sfoggia con orgoglio. Ma non fatevi tradire, perché dietro un'elegante sembianza e un pittorico aspetto si cela un serpente pronto a pugnalare alle spalle. E ora, bambini e voi uomini di Camelot, se non avete paura, diamo un caloroso applauso a Sir Alexander da Dwarka! Ole! I cavalieri forse non vi hanno sentito! Un applauso! Avete fatto? Rifate? Sì, l'odore è un po' strano di questo straniero, effettivamente. Ma a me sembra di conoscere. Orsù, voi dite? Attenzione! 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 Sì, cavalieri! Calmi! Calmi, cavalieri! Guarda che fanno State finta, state calmi! Sono un bambino straniero! Hai capito? Raccogliete la vostra arma! Percival! Ci sono dei bambini che ci guardano! Lo conosco. Cavalieri incolleriti e goffi, ancora prima dell'inizio della sfida. E Mordred troverà terreno molto fertile. Sir Percival! Orsù, venite al mio cospetto. Non mi interessano le vostre faide personali. Oggi siamo qui per uno spettacolo ben più grande. Pertanto, che la finale del torneo abbia inizio! Evviva! Bene, cavalieri, posizionatevi pronti per lo scontro! Mia regina, come da usanza sarete voi a scegliere la prima arma per il combattimento. Io credo che sceglierò semplicemente un combattimento a suon di spada. E spada sia! Un applauso! Un applauso! Bellate, cavaliere, coraggio! Vorrei spiegare a questa gente che tra me e questo cavaliere c'è molto astio, già dal passato. Parlate! Vorrei dire sempre a questa gente che osò sfidarmi alle spalle con un battipani nel torneo passato. Però io, d'altronde, ho ferito il suo cavallo che si era messo in mezzo. Sire, vorrei iniziare questo torneo. Non vedo l'ora. Sir Percival, avete qualcosa da dire? È vero, quest'uomo lo conosco perché l'ho ferito con un battipani. Fa ridere, ma io avevo un battipani per le mani e l'ho ferito con un battipani. Qualcosa in contrario? Sire, secondo me direi di sì, ma lascio a voi la parola.